Ma che povera signora. Vorrebbe, capisce, che io me ne stessi a casa, quieto, tranquillo, a coccolarmi in mezzo a tutte le sue più amorose e sviscerate cure, a godere dell'ordine perfetto di tutte le stanze, della lindura di tutti i mobili, di quel candore di specchio che c'era prima in casa mia, misurato dal tic-tac della pendola del salotto da pranzo. Questo vorrebbe. Ora io domando a lei, per farle intendere l'assurdità, ma no, che dico l'assurdità, la macabra ferocia di questa pretesa, le domando se crede possibile che le case di Messina, le case di Avezzano, sapendo del terremoto che di lì a poco le avrebbe sconquassate, avrebbero potuto restarsene tranquille sotto la luna, ordinate in fila lungo le strade e le piazze, obbedienti al piano regolatore della commissione edilizia municipale. Case, per Dio, di pietra e travi, se ne sarebbero scappate. Ora immagini i cittadini di Messina, i cittadini di Avezzano, spogliarsi placidi per mettersi a letto, ripiegare gli abiti, mettere le scarpe fuori dell'uscio e, cacciandosi sotto le coperte, godere del candore fresco delle lenzuola di bucato, con la coscienza che fra poche ore sarebbero morti. Le sembra possibile? Ma forse la sua signora... Mi lasci dire. Se la morte, signor mio, fosse come uno di quegli insetti strani, schifosi, che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso. Ecco, lei passa per via, un altro passante all'improvviso lo ferma e, cauto, con 2 dita protese, dice: scusi, permette, lei, egregio signore, c'ha la morte addosso. E con quelle 2 dita protese la piglia e la butta via. Sarebbe magnifico. Ma la morte non è come uno di quegli insetti schifosi. Tanti che passeggiano disinvolti e alieni forse ce l'hanno addosso. Nessuno lo vede ed essi pensano quieti e tranquilli a quello che faranno domani o domani l'altro. Ora io, caro signore, ecco, venga qua. Venga qua vicino a questo lume. Venga, vi faccio vedere una cosa. Qua, sotto questo baffo, vede che bel tubero violaceo? Lo sa come si chiama questo? Un nome dolcissimo, più dolce di una caramella. Epitelioma si chiama. Pronunzi, sentirà che dolcezza. Epitelioma. La morte, capisci? È passato. Mi ha cacciato questo fiore in bocca e mi ha detto: niente, caro, mi passerò fra 8 o 10 mesi. Ora mi dica lei se con questo fiore in bocca io posso starmene a casa quieto e tranquillo come quella disgraziata vorrebbe. Le dico: sì, vuoi che ti baci? Sì, baciami. Sai cosa ha fatto? L'altra settimana ha preso uno spillo, si è fatto un graffio qui sul labbro e poi mi ha preso la testa e mi voleva baciare in bocca, perché dice che vuol morire con me. È pazza. Non ci sto a casa. Non ci sto. Ho bisogno di starmene dietro le vetrine delle botteghe io, ad ammirare la bravura dei giovani di negozio. Perché lei lo capisce, no, caro signore? Se mi si fa un solo momento di vuoto dentro,
Lei capisce, io posso anche ammazzare tutta la vita in uno che non conosco, cavare la rivoltella e ammazzare uno che come lei, per disgrazia, abbia perduto il treno. No, no, non tema, caro signore, io scherzo. Me ne vado. Ammazzerei me, semmai. Ma ci sono di questi giorni certe buone albicocche. Come le mangia lei? Con tutta la buccia, vero? Si spaccano a metà, si premono con due dita per lungo, come due labbra succhiose. Ah, che delizia! Mi ossequi la sua egregia signora e anche le sue figliole in villeggiatura. Me le immagino, sa? Vestite di bianco e celeste in un bel prato verde in ombra. E mi faccia un piacere domattina quando arriverà. Mi figuro che il paesello disterà un po' dalla stazione. All'alba lei può fare la strada a piedi. Il primo cespuglietto d'erba sulla proda. Ne conti i fili per me. Quanti fili saranno? Tanti giorni ancora io vivrò. Ma lo scelga bello grosso. Mi raccomando. Buonanotte, caro signore.